Renzo Bettiol, presidente regionale dei Caseari di Confargenato Veneto. Presidente, il formaggio veneto è famoso nel mondo, però la Comunità Europea ogni tanto si dimentica delle peculiarità dei nostri prodotti. Quali sono le difficoltà maggiori che voi incontrate come produttori artigiani nel rispettare le regole europee? Le difficoltà sono parecchie. Il problema più grande credo sia proprio riuscire a combattere la, la- la- aspetta, ferma. Il nome non serve, l'ho già messo, vero? Presidente Bettiol, gli alimentari... Ah, scusa, Presidente Bettiol, protagonisti di questa serata sono anche i formaggi veneti, però non sempre le regole europee aiutano le specificità della regione Veneto, cioè della capacità nostra di saper fare prodotti molto originali ma che hanno difficoltà a rispettare le regole standardizzate, è vero? È vero questo, in parte, certo che abbiamo delle difficoltà nel rispettare le regole e il tipo di tipicità del prodotto seguendo quelle che sono le normative europee, dettate soprattutto da una grande industria ma non da un artigiano che cerca di mantenere quelle che sono le tradizioni e il saper fare di una volta. Le difficoltà anche sono soprattutto battere la concorrenza sleale dove ci sono delle imitazioni, soprattutto parliamo di montaggio, di latteria, anche di mozzarelle che vengono dall'estero spacciandosi per prodotti italiani quando niente hanno a che fare con il territorio, con il latte e col tipo di lavorazione. E queste danneggiano non solo nell'immagine perché vendono un prodotto che non ha la qualità come il nostro, ma soprattutto rovinano il mercato. Per cui sono danneggiati i caseifici, è danneggiato il consumatore il quale acquista un prodotto diverso da quello a cui crede di acquistare e paga certamente magari spesso anche un prezzo superiore al prezzo reale e soprattutto rovina il mercato e di conseguenza ne sono danneggiati i contadini. Per cui il problema non è solo specifico nel prodotto ma anche nella filiera della produzione. Lei pensa che con questa degustazione molto particolare agli europarlamentari, agli staff delle commissioni che hanno potuto assaggiare la differenza tra i nostri prodotti e quelli standardizzati da grande distribuzione, un piccolo contributo l'avete dato forse alle battaglie future? Beh, io credo proprio di sì, si è visto l'afflusso delle persone, gli apprezzamenti che abbiamo avuto non solo nei formaggi ma anche nei salumi e negli altri prodotti. Hanno riconosciuto la qualità e la tipicità dei prodotti. Io credo che qualche iniziativa del genere serve proprio a stimolare il Parlamento europeo a dettare delle leggi che siano anche in salvaguardia del piccolo artigiano, delle produzioni italiane che attualmente sono attaccate in tutte le direzioni dei prodotti stranieri. Spesso all'estero per dare valore a un prodotto gli danno un nome italiano, ma di italiano non hanno proprio niente.